Spumante Italia 2021, siamo qui con Albino Armani per parlare di spumantizzazione di montagna e per capire come mai i vini di montagna sono effettivamente così particolari. Albino. La viticoltura di montagna è un tema fondante per me. La mia famiglia nasce in montagna, in Valle di Greste, in Trentino, nel 1607, i primi passaggi di vigneti, quindi c'è una collocazione anche personale profonda, 400 anni di montagna, che poi si è declinata nelle varie cantine. Oggi sono 5 nell'arco alpino, ma oggi circoscriviamo l'area della discussione al Trento, alla DOC Trento, prodotta sul Monte Baldo, quindi la viticoltura di montagna. Qua siamo fra i 600 e i 700 metri di altitudine, eccola qua. E ovviamente un metodo classico, un Trento rigoroso, perché non ho voluto scalfire l'immagine dei vecchi spumantisti trentini che mi hanno coltivato proprio la mia nascita, la mia passione enologica, quindi c'è una trentinità nel metodo, c'è una trentinità anche nella degustazione e deve esserci una continuità interpretativa, ecco, quindi bassissimi grammi di zucchero, qui addirittura uno Pas d'Osé, sì, quindi spumanti rigorosi. Okay, qual è la caratteristica, il filo conduttore di uno spumante di montagna? Quale deve essere, perché si dice che lo spumante di montagna ha una marcia in più? Io lo insegno, parlo ai miei allievi in continuazione e ripeto sempre questa frase: gli spumanti di montagna hanno sempre una marcia in più. È vero o mento? Beh, non chiederlo a me, nel senso che, insomma, visto che ci sono nato in mezzo, quindi io spero che questo sia vero e sia riconoscibile la spumantistica di montagna. Sarebbe tragico che fosse solamente un racconto e fosse un po', diciamo, tirata un pochino da una parte e dall'altra, rimanendo fragile come istanza. Invece l'istanza è profonda. Chi vive in montagna è tangibilissima. Io vi chiedo di venire a visitare la viticoltura, a fare viticoltura in montagna. Io ho delle immagini chiarissime della nostra viticoltura sul Monte Baldo, dove vedi, io non voglio parlare di viticoltura eroica perché mi fa sorridere o mi fa veramente accaponare la pelle, non c'è niente di eroico perché facciamo economia, quindi dobbiamo guadagnare. Però è difficile, si fa tutto a mano, territori scoscesi, immaginatevi tutto quello che ci sta dietro. Ci sono due motivi per dire, secondo me, che la viticoltura di montagna è una realtà e non un racconto. Okay, questo è che volevo dirti. Uno, fondamentale, che è quello sociale, antropologico, di chi vive in montagna in territori fragili. Quindi è un'istanza che per me sarebbe già sufficiente per collocarvi un racconto e una declinazione e una definizione anche merceologica di prodotto, perché già lì identifichi delle persone che amano talmente il loro luogo fragile, certo, da non abbandonarlo. E certo, già lì secondo me ci siamo. Tanto di cappello. Tanto di cappello, perché le persone da lì non vanno via e non vadano via. Quindi mantenere e parlare di territori fragili per me è importantissimo. Quindi io tento di interpretare anche questo passaggio, che non è in secondo piano, per me è in primo piano. Certo. Se le mie persone, le mie maestranze, il mio essere di montagna dovesse non essere più sostenibile da un punto di vista economico, quella zona altimetrica che va dai 500 ai 700 metri sarebbe abbandonata, perché non è né allevamento di alta quota, né le maighe, per capire, certo, dove ci fanno le fotografie con le mucche, eccetera, né la pianura, che invece, vabbè, prendi Rovereto, prendi Trento, insomma lì si sta bene a prescindere. Cosa. Le zone fragili, sia in questo caso per il Trentino, sia anche per la Valpolicella, dove abbiamo anche lì una cantina sulla fascia dei 500 metri, sono luoghi che secondo me vanno coccolati, vanno raccontati. Okay. Quindi ci siamo da un punto di vista di racconto generale. E questo riguarda diciamo così, l'aspetto più economico e territoriale. Ma nel bicchiere? Nel bicchiere dobbiamo essere fedeli, rigorosi e non farci distrarre, non farci tirare per la giacca da degli ammiccamenti, dalle facilitazioni che potrebbero derivare dalla volontà di fare uno spumante facile. Okay. Lo spumante di montagna deve, presso il consumatore, rispettare la caratteristica dell'essere spumante di montagna. Quindi questo Trento, proposto nella zona del Monte Baldo, brentonico per capire, pochissimi conoscono quella zona, e fascia dai 550 ai 700 metri di altitudine, Pinot Nero e Chardonnay esposti tutti quanti a sud-est, e il terreno è basaltico, roccia nera e calcareo.
bianco e nero. Bianco e nero. Fantastico, anche la nostra etichetta riprende i colori, no? Molto, il basalto mi piace moltissimo per la spumantistica. Raccogliamo fra il 9 e il 10 per mille di acidità, quindi vini mosti molto acidi, però con gradazioni alcoliche sufficienti, 11,5-12, non in grado di equilibrare non altissime le gradazioni. Con questa acidità, che ovviamente non posso portare nel bicchiere, chiaro, faccio le malolattiche e lì abbiamo delle malolattiche fantastiche. Quindi le basi fanno malolattica? La base, quando hai una base che parte a 18 gradi babbo, quindi arriva ai 12 tranquillamente, e hai 9,5-10 d'acidità, ti puoi permettere il lusso di fare una malolattica e far arrivare nel bicchiere un 7 d'acidità. Quindi hai acidità sufficiente, ma quella morbidezza, quella gentilezza in bocca. E non servono più gli zuccheri. Non serve più lo zucchero. Ed ecco perché vai a finire con un dosaggio zero. Io posso permettermi, avendo tanta acidità, quindi tanto malico, di non aggiungere zuccheri. Questa secondo me è una prerogativa, una caratteristica che solo un vino di montagna può dare, perché se non hai un 9,5, un 10 per mille di acidità con una gradazione alcolica sufficiente, devi fare degli spumanti diversi, ovviamente, no? più grassi, magari più corposi sicuramente, perché in montagna non ottieni il corpo, no? L'eleganza, la grandissima eleganza, la lunghezza della conservazione. E poi il metodo del Trento, che secondo me, ripeto, per come è il mio ricordo del Trento di 20 o 30 anni fa, erano spumanti rigorosi. Veniamo criticati perché erano troppo austeri, no? Io non voglio usare minerale perché non mi piace come termine, non lo riconosco, però comunque molto puliti, quasi troppo, no? Certo. Il non dover condiscendere i 7-8 grammi di zucchero, non inseguivano il mercato, quindi non inseguivano un po' il gusto. Erano passioni viscerali fra i fondatori, no? I fondatori del Trento. Chi ama il Trento ama il Trento. Sì, ama il Trento, esatto. E quindi bisogna sforzarsi di continuare su questa strada, altrimenti rischiamo di fare di tutto. Ecco, ci sono zone che si declinano diversamente, si raccontano diversamente. Io vorrei che il Trento fosse raccontato con una base anche storica, se vuoi, no? Credibile. Poi, piccolo excursus, perché Albino Armani qua a Spumante Italia è presente con il Trento, ma anche con la Ribolla, quindi siamo nell'altra azienda. Ma passiamo in Friuli adesso. Siamo in Friuli, esatto. Piccolo salto geografico possiamo 300 farlo. chilometri. Esatto. Siamo seduti, quindi possiamo fare questo salto geografico mentale. E la Ribolla gialla spumante. La Ribolla gialla spumante è metodo classico. Ci tengo a ribadire, esatto. Ecco, perché anche lì portarmi dietro questa zavorra positiva, secondo me, di una cultura spumantistica trentina. La mia formazione è trentina, io sono trentino, sono partito a San Michele, poi ho fatto l'Università a Bologna, ma la mia identità, diciamo, si è formata di studiare a San Michele. E lì ho capito più o meno qual era il racconto spumantistico del Trentino e l'ho voluto riportare anche in Friuli. Ecco, per me la Ribolla fatta spumatizzata in autoclave raggiunge non appieno la propria estinsecazione delle potenzialità immense che ha questo vitigno fatto in zone fredde. Serve anche quel tipo di prodotto. Sono due metodi completamente diversi, però avere l'arroganza, l'ardire di provare una Ribolla a metodo classico con la conoscenza della spumantistica trentina, portandosi dietro questo background di esperienze, e osarla in territori freddi, perché il Sequoias, le Stans, dove abbiamo i vigneti, è la parte più a nord del Friuli. I vigneti più a nord d'Italia, se tu li guardi a livello proprio geografico, siamo il più a nord d'Italia, confine con l'Austria, territorio freddo, anche lì acidità molto elevate, i claps, quindi i sassi calcarei della grave friulana che danno produzioni molto basse, però anche lì rigore, pulizia un'altra volta, no? Quindi anche lì la Ribolla che esce come Ribolla. Non è più incomprensibile, senti la varietà, senti l'uva, e per me quello è un altro orgoglio, diciamo, un'altra prova, un altro, se vuoi, obiettivo da darsi, che è quello di portare nel bicchiere quanto più possibile veramente il territorio e la varietà, e non sempre il metodo, l'enologia, l'enologo, eccetera, ma lasciare spazio veramente al racconto del territorio, alle varietà e alla tipicità del territorio. Sì. E posso dirti che la Ribolla è Friuli. Adesso con la nuova DOC anche si partirà effettivamente con il piede giusto, perché fino adesso era declinata solo come GT oppure come Ribolla gialla, giustamente nei territori più caldi del Friuli, il Coglio, il Carso, il Zonzo. A nord, dove sono io, la Ribolla non dà
non ha il corpo per poter fare una ribolla ferma, è inutile andare a scimmiottare, a pretendere, a tirare per la giacca un territorio che non ce la fa. Assolutamente. Allora dico, facciamola, proviamo, osiamo il metodo classico. Sono 5-6 anni che ci sto provando, ci stiamo avvicinando. E che nel mondo del vino i avvicinando. percorsi sono talmente lunghi perché ci vuole tempo, tanto vero. tempo. Vabbè, però abbiamo tempo. Mamma mia, Quest'anno presentiamo alcuni vini, l'anno prossimo sarà l'occasione di presentarne degli altri. Sono convinto io anch'io, la ribolla vedrai che sarà un successo per il Friuli nei prossimi anni, sono convinto. Albino Armani, grazie del tempo che ci hai dedicato.